Riteniamo il confronto tra noi su questo tema necessario, anzi avremmo auspicato che avvenisse prima, lo chiediamo sostanzialmente dall'inizio di questa legislatura, l'ultima volta lo abbiamo chiesto il 18 di luglio. Vorremmo un confronto, avremmo voluto un confronto per tempo e che continui in modo serrato, perché lei stesso, Presidente Zaia, si era impegnato nel 2017, tanti anni fa, l'ultima volta che è venuto in quest'Aula a parlare di autonomia, si era impegnato, ho letto i verbali, a tornare in questo Consiglio non ogni volta che lei lo riteneva necessario, ma ogni volta che il Consiglio le lo avesse chiesto. Riteniamo questo confronto importante perché le ricordo, Presidente, che in questa Assemblea sta la funzione legislativa, oggetto in parte della trattativa che lei sta svolgendo con il Governo, e perché qui, in quest'Aula, siede l'organo politico che detiene il potere di indirizzo politico a lei e alla sua Giunta. Devo dire che c'era, o perlomeno io avevo, una certa aspettativa rispetto a ciò che ci avrebbe detto oggi. Ero curiosa di ascoltare cosa avrebbe proposto al parlamentino della Regione del Veneto, quale lettura, quale visione, quale idea di impianto istituzionale la sta muovendo dentro questa discussione e interlocuzione con il Governo. E invece, Presidente Zaia, a me sembra che oggi non sia stato capace di cambiare registro, di cambiare postura, direi, di abbandonare la retorica di chi racconta la cronistoria di ciò che è avvenuto, senza però riuscire a spiegare a questo Consiglio regionale qual è l'idea di Stato che ha in mente, quali sono gli equilibri istituzionali nuovi che con questa legge Calderoli vorrebbe disegnare per l'Italia e per la nostra Regione. Come tenere lo Stato e le istituzioni regionali in un equilibrio coerente con le necessità di sviluppo della nostra Regione e dell'intero sistema Paese. Come concretamente, Presidente, far crescere il Veneto, dove vuole condurre la nostra Regione dopo 15 anni che ha l'onore di governarla. Perché c'è un grande assente nella sua relazione di questa mattina ed è proprio la Regione del Veneto. Lei ha parlato dell'autonomia come di una battaglia da vincere, ma non ci ha spiegato in che modo concretamente la sua autonomia, quella che persegue da 15 anni, possa aiutare il Veneto a migliorare, a rispondere meglio ai bisogni delle persone. Ci ha parlato dell'autonomia quasi come di un suo fatto privato, di una sua battaglia personale. Non ci ha raccontato il percorso della Regione del Veneto, ci ha raccontato il suo percorso personale alla ricerca dell'ottenimento di quel simbolo, di quel totem che è l'autonomia. Ci ha fatto un riassunto di cosa è successo nel 2017. Guardi, Presidente, sappiamo cosa è successo. Siamo un'istituzione anche noi, sappiamo leggere le carte. Il punto non è raccontare come siamo arrivati qua, al mio modo di vedere, ma io mi sarei aspettata che lei ci raccontasse dove vuole andare, dove vuole condurre appunto il Veneto. Allora io credo possa essere utile fare un punto di dove siamo oggi per ragionare su cosa fare domani, concretamente. E allora cosa resta del racconto che ci ha fatto della cronistoria dal 2017 ad oggi? Resta indubbiamente la legge Calderoli, che è una legge dello Stato promulgata e pubblicata in Gazzetta. Lascerei ad altre sedi la discussione sull'appropriatezza, la costituzionalità e l'opportunità dei contenuti di quella legge. Lo faremo se e quando la Consulta deciderà di accogliere o meno il quesito referendario che abbiamo proposto, e allora apriremo una fase di campagna referendaria in cui proveremo a parlare del Paese. Certo che alcuni dati di fatto li dobbiamo dire attorno alla legge Calderoli per capire cosa rappresentano per il Veneto. Il primo dato di fatto, Presidente Zaia, è una legge fortemente divisiva. Quella guerra di religione che lei ha impiantato nella nostra regione tra i contrari e i favorevoli all'autonomia, l'avete trasferita come impianto pari pari nel Parlamento italiano e avete fatto una legge che ha diviso l'opinione pubblica, ha diviso le associazioni, le forze sindacali, l'ufficio parlamentare di bilancio,
Banca Italia, pure Standard & Poor's ha detto è una legge pericolosa. E Presidente, anche la Conferenza Episcopale Italiana ha espresso delle perplessità su questa legge e glielo dico personalmente con tutta la sincerità del caso. Ho trovato persino, mi hanno prodotto un personale imbarazzo le repliche che lei ha fatto ai vescovi italiani, dicendo: cari vescovi italiani, non avete capito, ve la spiego io la legge. È un atteggiamento paternalistico che può permettersi ogni tanto in quest'Aula, ma davvero non con la Conferenza Episcopale Italiana. È una legge che ha diviso il Parlamento, lo ha diviso tra nord e sud, tra destra e sinistra. È una legge che ha aperto un conflitto inedito tra i presidenti di regione, cioè tra i suoi colleghi, come li chiama lei. Non si era mai visto nella storia istituzionale di questo Paese regioni che ricorrono contro una legge dello Stato e altre regioni che si schierano contro i suoi colleghi. E poi è una legge che ha diviso la sua stessa maggioranza, Presidente Zaia. I ministri del governo di cui la Lega fa parte, che si schierano quotidianamente contro questa legge. Questa è la legge di cui stiamo parlando. Non dimentichiamo queste premesse fondamentali. Ma soprattutto è una legge che smentisce le due direttrici principali attorno alla quale lei e il suo partito ha costruito la retorica dell'autonomia. La prima, i soldi. Diciamolo al Veneto, chiaramente, che la legge Calderoli esplicita il fatto che gli 8 decimi, 9 decimi, schede dei Veneti in tasca ai Veneti, non si faranno. E non si faranno perché non si possono fare, perché la Costituzione non ve lo consente. Almeno ha sgombrato il campo, ha avuto questo pregio la legge Calderoli, da questo equivoco di fondo che voi volutamente avete alimentato in tutti questi anni. Ma non esistono neanche ulteriori risorse in questa legge a invarianza finanziaria, e non esistono, e mi faccia parlare, non esistono soldi perché non ce ne sono, Presidente Zaia. Non ce ne sono a Roma, nello stato centralista della burocrazia, ma non ce ne sono neanche nella sua regione, quella efficace e ben governata, perché anche lei ha lasciato la nostra regione senza soldi in cassa, tanto quanto la burocrazia romana. E poi smonta la retorica di cui lei ha infarcito la sua narrazione in questi 15 anni. Tutte le 23 materie subito. Non sarà così. Non sarà così. Intanto una parte significativa sono, come le ha definite, materie leppizzabili. E ne riparleremo, Presidente Zaia, non quando i livelli essenziali di prestazioni saranno individuati, ma quando saranno garantiti, cioè quando troveremo i soldi per garantirli. E capisce meglio di me che quel tempo non è proprio domani. La legge smentisce perché ci sono nei fatti l'impossibilità di intervenire in ambiti ad alto interesse nazionale. Gliel'hanno detto e gliel'abbiamo detto in tutti i modi. Le infrastrutture strategiche, le politiche energetiche. E guardi, Presidente, a me non preoccupa tanto il fatto che il Veneto possa o debba decidere sulle infrastrutture strategiche o sulle politiche energetiche. Mi preoccupa il fatto che lei pensa di poter sottrarre la nostra regione dalla programmazione nazionale su questi temi. Ma se la immagina il governo che fa una legge per l'approvvigionamento nazionale del gas che vale per tutte le regioni d'Italia tranne che per il Veneto, perché lei deve fare da solo? Ma le faccio questa considerazione per dire che l'oggetto del nostro confronto non è tutte le 23 materie, ma è cosa serve al Veneto. O su materie come la scuola, a parte l'ha già detto Calderoli che è una follia. Lo cito perché ho visto degli articoli di giornale dove si spiega nel dettaglio quali sono le richieste del Veneto per la scuola. Io i dossier non li ho avuti. Per avere 4 schedine ho dovuto aspettare 2 settimane e pare anche una cortesia. Ma i giornali hanno pure il dossier delle materie leppizzabili, sono più bravi. A proposito di burocrazia romana, Presidente Ciambetti, anche quella veneta diciamo che non sempre è proprio veloce nel rispondere alle richieste dei consiglieri. Allora cosa resta? Cosa resta di queste richieste? Cioè alcune funzioni, cioè dalle tutte le 23 materie ad alcune funzioni di 9 materie. Cosa resta? Alcune sono irricevibili, Presidente, non lo dico io, so che la mia opinione conta poco, lo dicono i ministri
del governo di Giorgia Meloni. Lo dice il ministro Musumeci, lo dice il ministro della Lega Piantedosi. Sono materie e richieste irricevibili perché incrociano il delicatissimo tema della sicurezza nazionale e della politica estera, che è competenza esclusiva dello Stato. E allora, anche qua, di fronte alle contestazioni motivate di alcuni ministri del governo, di alcune forze politiche, anziché aprire una discussione seria su cosa serve al Veneto e perché vogliamo la protezione civile o i vigili del fuoco nazionale, lei rispolvera un po' del tradizionale antimeridionalismo, ma cosa vuole Musumeci che è siciliano, senza entrare nel merito del problema e spiegare perché su quella questione ne fa una battaglia di principio. Altre materie, altre funzioni che richiede sono oggettivamente costose. Mi va benissimo, apriamo tutte le nuove sedi che vuole dei giudici di pace. Chi li paga, Presidente? Chi paga la sede? Chi paga il personale amministrativo? Perché se guarda il bilancio della Regione del Veneto dovremmo chiudere un po' di uffici anziché di aprirne. E altre, Presidente, sono richieste che sono oggettivamente poco significative. A me va benissimo, andiamo a fare tutte le manifestazioni fieristiche che vogliamo, ma davvero lei pensa che è questa la grande rivoluzione per il Veneto? Io penso di no, E quindi, Presidente Zaia, le chiedo, ed è questa la domanda alla quale avrei pensato e voluto che lei mi rispondesse nel suo intervento, ma della battaglia delle battaglie, della storia per la quale ci tiene attaccati in Consiglio regionale da 20 anni, l'autonomia, la Pontida delle Pontida, vede l'ascolto Presidente con attenzione, cosa resta? Cosa resta? Dettagli di competenze, ritagli di materie, qualche nuova partecipata, qualche CDA in più, ma è davvero questa la soluzione che lei propone alla nostra regione? C'è un mondo, come dire, impegnato del più grande cambiamento globale che travolge il sistema produttivo, la coesione sociale, gli ecosistemi. Tutto il mondo occidentale si interroga come ridefinire su scala globale lo sviluppo del pianeta. E lei pensa che la soluzione di fronte a questi grandi temi planetari sia davvero l'organizzazione di manifestazioni fieristiche? Cioè è questo che serve al Veneto? Sono risposte inadeguate a mio giudizio, Presidente, che rischiano sotto alcuni punti di vista di essere persino dannose in termini di burocrazia. Immaginiamoci qual è l'ente a cui mi devo rivolgere, il governo, lo Stato, il comune, ah no, c'è anche la regione adesso. In termini di perdita di competitività, pensi alle imprese, come possono pesare su di loro gli interventi frammentari nella disciplina normativa, dannosi anche in termini di incertezza del diritto. In Veneto vale una regola, in Emilia Romagna un'altra, in Piemonte un'altra ancora. E dunque io temo che fatta così, questa autonomia, qualora venisse fatta, rischia anche di essere inefficace in termini delle politiche pubbliche che mettiamo in campo. Francamente, Presidente, e mi avvio a concludere, mi sarei aspettata qualcosina di più ambizioso, di più di visione dal Presidente del 77% del consenso, come amava dire chi mi ha preceduto in questo ruolo. Da quel risultato, il Sindaco Possamai, da quel risultato derivano e discendono certamente grandi onori, ma anche grandi responsabilità, che a me non sembra lei sia in grado di offrire alla nostra regione. E sa qual è il problema, Presidente, dal mio punto di vista? Che c'è una distanza enorme tra il rappresentare e il governare. È indubbio che lei rappresenta i veneti dall'alto del suo 77%. È altrettanto indubbio che lei si sta dimostrando incapace di governare la nostra regione. Ed è la differenza tra chi rappresenta e chi sa governare. E mentre lei, Presidente, lo so che non è abituato, di solito diciamo che si mette in contesti in cui nessuno possa dirle qualcosa che non va, anche vedo che però qualcuno glielo doveva pur dire prima o poi, Presidente.
E mentre lei, dicevo, si dedica pervicacemente all'esercizio di ciò che più che essere utile ai veneti è utile a lei e al suo consenso, si dimentica di affrontare le vere emergenze che questa regione sta attraversando e delle quali avremo piacere di parlare più spesso con lei in questo Consiglio regionale. Ecco perché io penso che questa narrazione, questa retorica, oggi si dice storytelling, attorno all'autonomia e ciò che sarà per il Veneto, sia in realtà un modo in cui lei sta prendendo in giro i veneti e sta omettendo dal centro dell'opinione e del dibattito pubblico i veri problemi che questa regione sta attraversando, i veri fallimenti di questa amministrazione regionale, che per quanto mi riguarda hanno i nomi degli oltre 4.000 studenti idonei non beneficiari che non hanno le borse di studio, che hanno i volti disperati delle persone che ad ogni temporale vedono la propria casa allagata, che vestono i panni dei familiari delle persone anziane non autosufficienti, che non trovano posto nelle case di riposo della nostra regione e quando lo trovano devono pagare troppo. Il fallimento che ritroviamo nei comuni del Veneto, virtuosi nel mettere a terra i fondi del PNRR e destinatari dei tagli del governo Meloni. Vada a Roma non a chiedere l'autonomia per le fiere, ma a dire che quel taglio sui trasferimenti ai nostri comuni non è accettabile. Io non la vedo sbattere i pugni sui tavoli romani su questioni che riguardano direttamente il nostro territorio. Il fallimento di un trasporto pubblico locale, di una regione che è l'unica che non investe risorse nostre in questo fondamentale settore già di competenza delle regioni e quindi del Veneto. Vedo il fallimento della sua amministrazione nella frustrazione del personale del comparto sanitario che non riesce a venire fuori da stipendi troppo bassi e dal burnout che lei conosce benissimo. Allora io le chiedo, Presidente, e chiudo, in quale modo la sua autonomia differenziata, quelle funzioni dentro quelle 9 materie non LEP rispondono a questi bisogni, alle borse di studio, al trasporto pubblico locale, al problema della sanità, al problema della fragilità idrogeologica del nostro territorio. Non rispondono in alcun modo a queste domande che i veneti le stanno chiedendo da tempo. Per carità, possiamo andare in cerca dell'ennesimo colpevole, dell'ennesimo alibi, i cattivoni che hanno impugnato le leggi regionali per fare il referendum, è colpa del PD, lo sappiamo, Presidente, è colpa degli alleati di governo, vi mandiamo a casa, andiamo al papete un'altra volta e vi mandiamo a casa se non fate quello che vi diciamo noi, è colpa dei ministeri, non dei ministri, perché i ministri sono delle persone, poi bisognerebbe avere il coraggio di metterci la faccia contro quei ministri. I ministeri danno, no, quest'idea della burocrazia romana, i ministeri. Presidente Zaia, in realtà, molto semplicemente, la responsabilità del fatto che questa vostra autonomia non servirà al Veneto, perché in realtà dalla battaglia delle battaglie si riduce a poca cosa, la responsabilità è esclusivamente vostra, del non aver avuto in questi 15 anni una proposta seria, concreta, oggettiva per rispondere alla necessità altrettanto oggettiva di proporre, ricomporre un impianto solidale, sociale, collaborativo che sia utile al Veneto, ma soprattutto che sia utile al sistema paese. Perché i grandi statisti, i grandi leader politici non sono soltanto capaci di leggere col microscopio il proprio territorio, ma dovrebbero diventare leader a livello nazionale proponendo un'idea di regione e di Stato coerente con i bisogni. Non avete un'idea originale, attuale dei rapporti tra centro e periferia, finirete di schiacciare il Veneto in questa postura litigiosa che si contrappone a tutti, ai corpi intermedi, alle altre regioni, al governo centrale, all'Europa. State litigando con tutti, non riuscite a comporre un sistema complesso che appunto va governato, va governato. Allora, Presidente Zaia, noi siamo disponibili a discutere di ogni singola funzione di quei 9 dossier, se è utile per il Veneto. Grazie, collega Camani. Tempo da perdere in chiacchiere non ne abbiamo.